Non c'è la manutenzione dei marciapiedi. Al quartiere di San Pio X questa è la risposta più frequente quando chiediamo quali siano le cose che qui proprio non vanno. Una signora è caduta e si è fatta anche male, subito dopo sono venuti a mettere quei due ostacoli lì perché non ci vadano sopra, però da un mese, io penso che sia quasi un mese e non sono più venuti a sistemare. Ci sono i marciapiedi messi parecchio male, sì, sicuramente quello, e anche al parco giochi eliminare un cordolo pericoloso lungo il percorso asfaltato. Di pari passo, abbinato al degrado dei marciapiedi, i residenti segnalano anche gravi carenze nella manutenzione del verde delle aree pubbliche, dove però anche i privati hanno una quota di responsabilità. La siepe e tutte queste erbacee che io devo andare a piedi, per esempio di fronte al Prix, c'è tutta quell'erba che ha germoglio, è alta così. Direi che a costo zero perché è diciamo, a carico dei proprietari le siepi in modo che i marciapiedi siano agibili regolarmente. Il verde delle piante che non è manutentato ancora da Variati, l'ultimo anno di Variati, che ci aveva promesso, specie Villa Tacchi, visto che è sede del comune, una sede staccata del comune, c'è la biblioteca, è abbandonato. Io abito in quartiere a San Pio X, in via Dian, e lì nel fiume Riello è successo che l'anno scorso hanno disboscato tutte le piante che c'erano, dunque oggi non c'è più né uccellini, le paperette e una serie di animali che c'erano lì, che era un microclima disboscato. Non lo so, perché loro hanno detto che era una manutenzione di un appalto delle persone che hanno appaltato. Come avevamo già registrato qui in altri nostri servizi precedenti, viene confermata l'esigenza di spazi di aggregazione per tutte le età. Ma potrebbe esserci forse un bar più accessibile a tutte le persone anziane, ecco. Un centro d'aggregazione. Esatto, sì, perché qua io ci vado, ma c'è chi non può, insomma, ecco. No. Più che per gli anziani, forse per i ragazzi, perché ormai per gli anziani è stata fatta tanta di quella roba che forse sono i ragazzi che hanno più bisogno di uno spazio. Oppure la gente di età media come noi, che se vogliamo trovarci per fare qualcosa non c'è una possibilità.